Partiamo oggi parlando di sanità, ma non per soffermarci sui disagi del sistema sanitario sardo, ma bensì per parlare dell'aumento delle aggressioni al personale medico all'interno degli ambulatori e degli ospedali. Un fenomeno che è in crescita non solo in Sardegna, anche in altre regioni d'Italia. Ormai le persone che lavorano all'interno degli ospedali sono sempre di più bersaglio di pazienti e persone che necessitano assistenza e che di fronte a un rifiuto per una ricetta o un farmaco aggrediscono appunto il personale medico. È quello che è successo ieri a Roberto Sollai, 59 anni, medico che opera sia al Santissima Trinità sia all'ambulatorio di via Santa Maria Chiara a Pirri, dove appunto si è consumata l'aggressione dopo che un paziente, appunto Emanuele Perra di 47 anni, aveva perso il controllo per la lunga attesa per ritirare un medicinale. Le urla rivolte alla segretaria di Sollai avevano fatto allarmare il medico, che è uscito dal suo ambulatorio e si è recato in sala d'attesa, e lì ha provato a calmare il paziente, ricevendo però un pugno all'orecchio sinistro che gli ha causato la perforazione del timpano, come confermato poi dalle visite successive. A quel punto ha provato a immobilizzare il paziente, ha chiamato la polizia che è intervenuta e appunto ha portato via Emanuele Perra, che dopo l'aggressione adesso è accusato di lesioni personali a personale sanitario. Il medico dovrà sottoporsi a 50 giorni di cure e anche a un delicato intervento chirurgico che lo terrà lontano dal lavoro per molto tempo. E questa purtroppo è l'ennesima aggressione, come detto, al personale sanitario. Si sta parlando tanto a livello legislativo di aumentare le pene per chi aggredisce personale medico durante il servizio. Racconta Matteo Vercelli nelle due pagine che sull'Unione Sarda vengono dedicate alla vicenda, pagina 2 e pagina 3, intervistando anche il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cagliari, Emilio Montaldo, che ha spiegato come ci si trovi di fronte a un fenomeno gravemente in crescita, ma che l'inasprimento delle pene è relativamente inefficace nel contenere questi episodi. È invece necessario, spiega Montaldo, che siano disposte iniziative di comunicazione più diffuse possibile, che servono ad avere il giusto atteggiamento nei confronti di chi presta la sua opera per la salute di tutti. Il rischio reale e presente, conclude Montaldo, è che nessun medico sia ancora disposto a mettere in pericolo la propria incolumità personale per svolgere la sua professione. E proprio questo forse è il tema. Sempre più ci sono difficoltà a trovare dei medici che operino anche in contesti difficili come quelli della sanità territoriale, e sicuramente l'aumento delle aggressioni non fa altro che disincentivare anche a esporsi a una professione che sta diventando sempre più rischiosa, visti sia gli orari massacranti a cui si è sottoposti, ma anche appunto le aggressioni fisiche che a quanto pare ormai stanno diventando sempre più all'ordine del giorno. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di mercoledì 18 settembre. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana, che ci possono ascoltare in FM, in radio e anche in streaming sul sito di Radio Calaritana. Cambiamo decisamente argomento rispetto alla nostra apertura, parliamo di trasporti, perché oggi la Nuova Sardegna apre le prime due pagine dello Sfoglio con il taglio dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna. Infatti racconta Claudio Zoccheddu a pagina 2 che verranno eliminati i doppi collegamenti giornalieri e tutte le rotte cosiddette turistiche. Nel piano viaggi invernali verranno infatti garantite due partenze soltanto nella tratta Olbia-Livorno. Non si tratta di nulla di scandaloso e strano, è un taglio che avviene come sempre quando si arriva alla stagione invernale, ma che ovviamente limita il trasporto per le persone che si recano in Sardegna in nave per motivazioni disparate, una tra tutte quella per poter portare con sé la propria auto. Ma come spiega Zoccheddu, se da un lato questa soluzione è abbastanza inevitabile visto la diminuzione del numero dei passeggeri, non è accettabile il numero di disservizi che si sono susseguiti nel corso dell'estate, a fronte anche di prezzi che erano veramente da capogiro. Racconta invece Gian Domenico Mele, pagina 3, sempre su Nuova Sardegna, che per cercare di accaparrarsi le commesse migliori sulle tratte per la Sardegna probabilmente ci sarà un miglioramento anche dei traghetti, perché le tre compagnie principali che operano in Sardegna, quelli del gruppo Onorato, Aponte e Grimaldi, provvederanno a dei nuovi investimenti per ottenere delle navi più moderne, sicuramente più pulite, sicuramente meno disastrate rispetto a quelle che hanno operato in questi mesi sulle acque dell'isola, che sono state al centro di un lungo contenzioso
contenzioso soprattutto con le autorità francesi, visto che durante l'estate alcune navi della compagnia CIN, quindi che gestisce fondamentalmente le navi della Tirrenia e della Moby, sono state bloccate in porto a seguito di un contenzioso tra la compagnia di navigazione e il gruppo norvegese Siem. Vogliamo restare in tema di trasporti ma spostarci dall'acqua all'aria? Bene, allora andiamo sulle pagine dell'Unione Sarda, perché a pagina 8 Michele Ruffi parla dell'assurdità delle tariffe nella giungla della continuità territoriale. Infatti il paradosso è che nei mesi di bassa stagione il prezzo di un biglietto andata e ritorno per un passeggero non residente in Sardegna è di circa 80 euro, mentre invece una persona che è residente in Sardegna arriva a pagare addirittura il doppio, perché la tratta singola ha un costo fisso di 80 euro appunto. Vero è che si tratta di due servizi completamente differenti. Spiega infatti Ruffi che mentre nella vendita libera non è previsto ad esempio il bagaglio in stiva da 23 kg e non ci sono alcun tipo di garanzie per quanto riguarda la cancellazione del biglietto anche all'ultimo minuto, questo invece è compreso all'interno della continuità territoriale, quindi prendendo fondamentalmente tutti questi servizi anche chi prende in tariffa libera arriva a pagare di meno. Tuttavia sono anche tanti sardi che cercano di risparmiare comprando in vendita libera non in regime di continuità territoriale, soprattutto quando si tratta di viaggi brevi da fare in giornata in cui appunto si può cercare di risparmiare un po'. Alcuni dicono che sia una beffa, probabilmente si tratta soltanto di stare attenti, cercare di orientarsi all'interno delle tante tariffe che ci sono aeree, soprattutto in questo periodo di bassa stagione dove i prezzi sono sicuramente più bassi anche per le low cost e si può trovare un'offerta migliore prenotando con un lieve anticipo, però garantendosi un risparmio che, come detto, alle volte può essere abbastanza importante. E continua lo sciopero degli operai della Glencore di Portovesme, lo racconta oggi l'Unione Sarda a pagina 17 nella sezione dell'economia. Infatti, dopo la lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'incontro con i parlamentari e i consiglieri regionali sardi, i sindacati hanno organizzato per oggi un nuovo presidio a Cagliari davanti al palazzo dell'Assemblea regionale. È una corsa contro il tempo per cercare di salvare i 1200 posti di lavoro, 570 diretti nei due stabilimenti di Portovesme e San Gavino e i restanti indiretti legate ad aziende che lavorano all'interno della struttura. Per lunedì prossimo i sindacati hanno proclamato quindi una nuova giornata di sciopero che potrebbe essere accompagnata da una nuova azione di protesta. La Portovesme SRL ha spiegato che la decisione di fermare la produzione che ha portato gli operai a scioperare è stata dettata da una situazione di sostenibilità economica che serve, queste le parole dell'azienda, per trovare soluzioni alternative per porre le basi per il futuro. Tuttavia gli sindacati e anche gli operai hanno chiesto che continui la produzione, sollecitando e ottenendo la convocazione di un tavolo nazionale che si terrà martedì 24 a Roma alla presenza dei ministri Adolfo Urso e Marina Calderone. Si tratta dell'ennesima avvertenza nell'isola sempre più intrappolata a un passato industriale a cui però non è stato dato un futuro sostenibile e che si trova adesso a dover raccogliere i cocci di investimenti mancati e di promesse che però nel corso degli anni non sono mai state mantenute. E chiudiamo con una buona notizia che potrebbe in qualche modo cambiare la narrazione della siccità nei territori del Nuorese, perché infatti oggi sull'Unione Sarda, pagina 43, Gianfranco Lucci racconta che è stato scoperto un nuovo fiume sotterraneo sotto il Montalbo nella zona della Baronia. Si tratta della conclusione di un monitoraggio durato 4 anni e che ha visto impegnati una equipe di Speleosub che hanno ricostruito il percorso dell'acqua che esce fuori dalla sorgente di Frunque. Si tratterebbe di un corso d'acqua presente tutto l'anno, anche nei periodi di maggior siccità, e che si accumula nella grotta di Locoli ai piedi del Montalbo a un passo da Siniscola. La grotta di Locoli e la presenza dell'acqua erano conosciute da tempo, ma era sempre stata molto difficile da esplorare a causa della sua complessa conformazione. È una scoperta che può aiutare un territorio come quello della Baronia, che ha sofferto tantissimo la siccità, ad avere una riserva d'acqua se si riuscirà, come spiega Pietro Mauri, uno degli Speleosub che hanno portato avanti queste ricerche, a portare tutta quest'acqua verso la sorgente di Fruncheocche e quindi verso la condotta gestita da Abanoa. E questa era l'ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento è per domani, sempre a partire dalle ore 8. Se volete, queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Un saluto quindi da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione, e noi ci sentiamo, come detto, domani. Buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari.
Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.